Il video postato da Veneto Stato su YouTube, che immortala Giancarlo Gentilini mentre brinda durante una cena del gruppo indipendentista, ha fatto scoppiare un nuovo caso. Il filmato, girato a dicembre, ritrae lo sceriffo mentre parla ai venetisti in un ristorante. Questo è quello che appare, però... Io non sono mai stato un ospite, non sono mai stato minacciato dai capi della Lega di espulsione perché ho bevuto un bicchiere con Veneto Stato. A testimoniare a favore di Gentilini due leghisti che quella sera erano con lui. Eravamo alla cena di compleanno di un nostro collega consigliere. Per passare nella stanza del compleanno c'era questa cena di Veneto Stato. Gentilini è passato giocoforza per la stanza dei venetisti e lì l'hanno fermato. Ovviamente Genti, che parla con tutti e anche con i nemici, si è fermato a dire due parole con loro e a brindare un bicchiere di vino. Nessuna polemica su Giancarlo Gentilini e soprattutto nessuna espulsione dalla Lega. È stata tutta una montatura che io definisco vergognosa. Io sono leghista e non ho niente a che vedere con Veneto Stato. Ma a far scalpore era stata anche la frase che incitava ad una rivoluzione armata. Voglio la rivoluzione. Bene. E quindi la rivoluzione comporta l'occupazione, se fosse possibile, con le armi, hai capito? Guarda che coi ciacque non si fa un cazzo. Questa è la replica di Gentilini. Ho detto, volete fare la rivoluzione? Dovete farla con le armi. Ma io credo che anche il Veneto Stato, con lo stomaco pieno di pollastri, non abbia nessuna voglia di imbracciare il fucile.